Omicron all'80%, il dato emerso dall'analisi delle acque reflue condotto in Veneto, un parametro che in qualche modo rispecchia la diffusione del virus nella popolazione. L'individuazione delle varianti nelle acque reflue ci dà idea di come progressivamente si diffonda nella popolazione o sia diffusa nella popolazione questo tipo di variante. Nell'ultima, che è praticamente l'ultima mail è proprio di questa mattina, sono stati messi a confronto a livello delle 15 regioni che partecipano a questo tipo di sorveglianza i campioni di 3 settimane, quella che va dal 5 all'11 dicembre, quella che va dal 12 al 18 e quella che va dal 19 al 25. Era arrivata appunto una raccomandazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che coordina insieme al Ministero questa sorveglianza dicendo cerchiamo di sequenziare nel momento in cui troviamo il virus per capire se si tratta di una variante Delta o di una variante Omicron. Quindi fra tutte le regioni nella settimana del 5 e dell'11 dicembre siamo stati l'unica regione che ha già presentato che ha già sequenziato la presenza dell'Omicron e vediamo che nelle 3 settimane praticamente c'è un andamento crescente fino appunto all'ultima, quella che arriva il 25 dicembre, che rappresenta quasi l'80% dei campioni che sono stati sequenziati. Quindi questo praticamente è una fotografia di quella che è la progressione della diffusione di questa variante. Voi sapete che anche a livello europeo l'ECDC aveva detto per tutta l'Europa al massimo nell'arco del mese di gennaio e primi di febbraio praticamente tutti i paesi la Omicron avrà rimpiazzato la Delta e quindi questa è appunto indicativa di questo tipo di progressione della circolazione che riscontriamo praticamente anche nella nostra regione. Quindi abbiamo sia le survey che vengono fatte sui tamponi somministrati alle persone, sia questa survey che praticamente prende i campioni che vengono fatti nelle acque reflue e cerca la variante.